A 3 anni dalla scomparsa è arrivato un meritato riconoscimento per Paolo Colajanni, uomo di teatro e regista anche nell'impegno quotidiano che lo ha visto sempre presente nella comunità di Fontanelle con il suo indimenticabile sorriso. Colajanni è stato parte attiva in qualità di componente del Consiglio pastorale e degli affari economici della Chiesa di Fontanelle. Da sabato il salone parrocchiale della chiesa di San Nicola porta il suo nome. A scoprire la targa la moglie Margherita che lo ricorda così. Paolo è stato per me un marito meraviglioso, è un compagno di vita che mi ha indirizzata su tutto quello che a noi piaceva fare insieme. Perché sia come attività lavorativa sia come attività parrocchiale e soprattutto per l'attività teatrale siamo stati sempre uniti, compatti e quindi abbiamo voluto riprendere tutto quello che noi sapevamo fare per la nostra comunità di Fontanelle. E questo oggi è un grande risultato e mi fa piacere che è stato ricordato e che così Fontanelle abbia un ricordo perenne di Paolo. L'attore agrigentino Gaetano Aronica lo aveva ricordato come una persona garbata e simpatica. Un grande attore lo aveva definito invece un altro uomo di spettacolo, Mimmo Galletto. Il giorno dei funerali per Paolo Colajanni solo applausi dai balconi delle case al passaggio della bara. Era tempo di Covid ed erano in atto le restrizioni e quanto fossero tristi quei giorni, qualcuno lo ha voluto ricordare proprio sabato.